Bentrovati, 26ª puntata di A Tutto Campo, una trasmissione che cammina così di pari passo anche con le vicende delle maggiori squadre agrigentine, Fortitudo, Acregas e anche quelle della provincia che ci stanno dando un po' di soddisfazione. Non a caso, per esempio, in eccellenza ci sono delle squadre come il Licata, come il Canicattì, che ci stanno dando delle belle soddisfazioni. È chiaro che i nostri argomenti saranno incentrati su quelle che sono le vicende oramai note e che riguardano l'Acregas, una situazione che oramai volge verso un tracollo calcistico inevitabile, dico io, perché se prima c'era la speranza che si potesse raggiungere una posizione tale per disputare i play-out, a questo punto, vedendo i valori, vedendo anche con quale umore si scende in campo, io ritengo che i giochi siano già fatti. Sta ora ai giocatori smentire quello che sto dicendo io in questo momento. Però più che parlare dal punto di vista calcistico, io vorrei parlare dal punto di vista societario, perché oramai il discorso calcistico è da mettere completamente da parte, dobbiamo guardare al futuro, non ci sono imprenditori locali che possano aiutare il gigante, però c'è un gruppo di imprenditori iraniani, la cosiddetta holding iraniana, che è venuta di recente qui ad Agrigento, ha incontrato i vertici societari, ma ha incontrato anche il sindaco di Agrigento. Sui contenuti di questo incontro e sull'evoluzione di questa vicenda è uscito fuori anche un comunicato stampa dove la società si dichiara ottimista per il futuro, però sapete com'è il discorso? C'è grande scetticismo ad Agrigento perché molte promesse sono state fatte anche in passato e che non sono coagulate a dovere. Speriamo che questa sia la volta buona e chissà, poi quello che verrà, poi ce lo prenderemo. Accanto a me, ospiti di questa puntata, ci sono Franco Nobile, tecnico della Beretti, e poi il nostro Totò Bottone, con lui praticamente cercheremo di approfondire questi temi che ritengo molto importanti. Io sto parlando di questa vicenda della holding iraniana per capire dove e che cosa si potrebbe ancora fare. Allora Ciccio, intanto partiamo dalla tua Beretti. Mi sembra che la Beretti, tu ci sei già da un paio di settimane, 2 o 3 settimane, sì. Ecco, una vittoria in casa e una sconfitta però con una formazione rimaneggiata perché avete giocato pure in inferiorità numerica. Sì, abbiamo vinto la prima, i ragazzi hanno vinto loro. La prima poi siamo stati a rende, dopo 20 minuti eravamo in 10, però si è perso, non c'è nessuna, che ti voglio dire, abbiamo perso. Però 80 minuti in inferiorità numerica, sì, diciamo che poi alla lunga. Va avanti, anche perché diciamo, nel primo quarto d'ora potevamo vincere 2-3-0 noi, abbiamo sbagliato, ma questo fa parte del calcio, poi abbiamo subito l'espulsione, poi il gol, poi un rigore, ahimè, dubbio, però hanno vinto, merito a Rende che ha vinto. Totò segue anche la Beretti. La seguo nelle gare casalinghe però come notato, medico e posso dire che in effetti ci sono giocatori di qualità in questa Beretti e hanno dato soddisfazione. A parità di valori, d'età anche con le altre squadre, mi sembra che si stiano comportando discretamente. Si stanno comportando più che bene, stanno tenendo alto il nome almeno dell'Acregas per quanto riguarda la Beretti. Ho visto diverse partite perché dico, da un punto di vista professionale ero là, però dico, l'occhio del tifoso resta sempre e quindi ho apprezzato alcuni elementi che qualcuno addirittura gioca in prima squadra, ha fatto minutaggio con la prima squadra perché è valido, qualche altro si è messo in luce, ci sono richieste, dico, è una squadra che sicuramente dà molte soddisfazioni rispetto alla prima squadra che ahimè ha imboccato una strada. Il fatto di aver imboccato una strada così senza fondo, non so se magari autorizza gli addetti ai lavori, in questo caso terni arbitrale e anche avversari,
a infierire. infierire in maniera inopportuna. In effetti domenica c'era un calcio di rigore, un minuto prima, 2 minuti prima che ne desse uno all'alcio agli avversari, all'Asicura Leonzio. Per me Gammone è stato in gamba, uno furbo, si è infilato in mezzo a due e poi si è buttato, appena i nostri l'hanno un po' pressato, si è buttato a terra e l'arbitro ha boccato. 2 minuti prima su un calcio d'angolo c'è stato un netto fallo di mano e l'arbitro ha sorvolato. Questo non può costituire un alibi per il campionato, certo. Però siccome non è il primo episodio, siamo stati vittime parecchie volte di questi errori arbitrali, chiamiamolo così, perché l'arbitro chiaramente, se fosse stato all'Esseneto sarebbe stato diverso, probabilmente si sarebbe comportato nella stessa maniera, ma ci sarebbe stata una reazione del pubblico, la partita si sarebbe incattivita, sarebbe stata tutta un'altra partita. Là purtroppo, al di là di qualche piccola e timida protesta dei giocatori, perché si possono fare espellere e debbono continuare la gara, uno protesta ma poi le proteste finiscono lì. Chiaramente questa situazione dell'Agres induce spesso gli arbitri a valutare gli episodi in maniera diversa. Mercoledì giocheremo col Trapani, a episodi analoghi si comporterà l'arbitro in maniera, perché deve tutelare il Trapani che si sta giocando la B col Catania e Lecce, l'Agres la vedono come la vedono in classifica, come la vediamo noi, la vedono gli arbitri, i segnalini che vengono. Per cui non si passano, non ci pensano minimamente a... C'è la rabbia nostra che quando c'è per esempio un calcio di rigore, caro Ciccio, in sfavore dell'Agragas, subito lo fischiano in maniera... Appunto, per me quando è per esempio in favore dell'Agragas... Ci pensano più volte, deve essere proprio... si deve portare il pallone a casa, forse... Ci vuole rispetto per la società, per la città, perché è impossibile. Quello che si è visto ieri è una cosa veramente vergognosa. Già ci è successo con il Bisceglie in casa, fuori casa, con la Juve Stabia. Io dico che anche con questa squadra noi, se eravamo all'Esseneto, avremmo avuto un altri 15-16 punti in più a quelli attuali. E fuori casa già quando vengono, ieri io credo alla buona fede, però ieri la Lega non può mandare un assistente di Trapani e l'arbitro di Reggio Calabria. Fatalità in quell'istante su calcio di rigore, l'assistente era il secondo, quello di Trapani, e l'arbitro. Non hanno visto, fine primo tempo l'arbitro si giustifica dicendo che il pallone prima è caduto in testa al giocatore e poi l'ha preso con la mano. Invece abbiamo visto tutti quello che è successo, però anche prima, Carmelo, perché poi uno che ha giocato a calcio sa, gli arbitri possono fare quello che vogliono, perché in un calcio d'angolo nostro, prima c'è stato pure un calcio d'angolo nostro, l'arbitro non ce l'ha dato il segnalino, abbiamo detto di aiutarlo, ma se l'arbitro non lo dà lui, queste cose ti fanno, perché certo, fanno male. Noi stiamo cercando di onorare e rispettare questo campionato, però dobbiamo essere pure rispettati pure noi, perché se no non ha senso tutto quello che succede ogni domenica in campo contro di noi. Ogni minima cosa, un fallo, ammonizione, per gli altri tutto normale. Noi abbiamo giocato in casa con il Lecce, abbiamo fatto una grande partita, qualcuno di noi parlava, l'arbitro gli diceva stai zitto che ti ammonisco, mentre qualcuno del Lecce parlava e l'arbitro dialogava, perché dico, Lecce è una grande squadra, meritava di vincere, non voglio... Due pesi e due misure. Ecco, qualsiasi squadra viene che c'è, con noi è tutto diverso. Se qualche giocatore nostro gli dice, l'arbitro subito con un tono autoritario dice di stare zitto, però gli altri permette di fare tutto quello che vogliono. Ecco, noi chiediamo solo di essere rispettati, perché noi rispettiamo tutti e vogliamo solo essere rispettati e chiudere il campionato dignitosamente, onorando tutte le trasferte. Ora mancano 7 gare alla fine del campionato, 4 sono in casa, tanto per dire, e 3 sono invece fuori casa, 2 in Puglia e 1 in Calabria con la Regina.
quindi con la Fidelis mi sembra, con il Francavilla fuori casa e con la Regina. E poi abbiamo Cosenza. Abbiamo anche Cosenza, sì. Trapani, E poi abbiamo Trapani, Catania, Fondi e Virtus Francavilla. e Virtus Francavilla. Sì, non vogliamo, dico, non vorrei che passasse il messaggio che stiamo retrocedendo per il torto arbitrale. Fa rabbia però assistere a una squadra. Queste sono le conseguenze. Una squadra che è una società che proprio, come dice, cerca tutto sommato di salvare l'onore, di portare a termine il campionato per non alterare, perché un'altra soluzione poteva essere arrendersi e far stare il campionato. Invece lottiamo per quello che sono i nostri limiti e cose e poi assistiamo agli arbitri. Io vorrei dire, non vorrei offendere nessuno, ma è l'unica categoria umana che difende sempre invece che debole i forti. Io non mi ci raccapezzo mai queste cose. Lo vediamo anche nella massima serie. Tra la squadra forte e la squadra debole c'è sempre un atteggiamento diverso, di favore verso i potenti, verso i più forti, che fa rabbia, perché dico, in una partita normale, sicuro Leonzo probabilmente avrebbe vinto tranquillamente, senza favoritismi. Negare un rigore solare all'Agrega, se 2 minuti dopo puoi dare un rigore così, nel silenzio del De Simone, così regalare un omaggio è stato, perché dico, ma nessuno, infatti, si è buttato, appena quello si è visto pressato Gammone, uno esperto, subito si è buttato a terra e l'arbitro, poi rigore. Nessuno vuole mettere in dubbio che, diciamo, potevamo pure perderla la partita, però dico, parliamo qua solo di rispetto, noi vogliamo essere rispettati. Cioè, non vorremmo assistere qua fino al campionato. La città merita rispetto. Purtroppo per tutto quello che si sta facendo meritiamo pure noi il rispetto. Ora vediamo, seguiamo questo servizio di Claudio Spoto con in coda l'intervista a Leo Criaco. Ecco, Leo Criaco cerca di salvare il salvabile, cerca di traghettare sino alla fine in maniera pulita e onesta questa squadra verso quello che è il punto finale che vedrà sicuramente l'Acregas retrocessa in Serie D. Seguiamo questo servizio. Ancora una sconfitta per l'Acregas, la Serie D è ormai lì ad un passo. La Sicula Leonzio invece mette sempre più a fuoco la vista sui play-off. Destini opposti per le due siciliane che ieri si sono affrontate al De Simone di Siracusa, la nuova casa bianco-azzurra. Gli uomini di Alessi si sono arresi nel derby subendo una rete nella prima frazione di gioco e la seconda nella ripresa. Si tratta della 20ª sconfitta subita in campionato. Ieri a guidare dalla panchina la comitiva cragantina è stato Leo Criaco, promosso in settimana dopo l'esonero di Di Napoli e il mancato accordo con Totovullo. In sala stampa Criaco però non fa drammi. Peggiore prestazione, diciamo, abbiamo giocato contro una buonissima squadra, è normale che ci può stare a difenderti, però penso che in entrambe, nella valutazione della partita, penso che tutte e due le squadre hanno tirato poco in porta, quindi ci può stare. Vi ripeto, sicuramente la Sicula, se sicuramente voi che seguite il calcio sapete come gioca, è una squadra che fa un grande possesso palla, noi ci siamo difesi bene, però ripeto, entrambe le squadre, se andiamo a analizzare la partita, hanno fatto pochissimi tiri in porta e giocavamo contro una buona squadra. Nella valutazione di una squadra, secondo me, si valuta una squadra a 360 gradi, nel senso che si calcola il momento, si calcola pure la condizione fisica, si calcola quello che stiamo passando con i ragazzi, nel senso che veniamo da una settimana molto particolare, da una sconfitta pesante la settimana scorsa, però grosso modo ognuno di noi cerca di fare quello che può. Però ripeto, nell'analizzare tutta la partita, logicamente la Sicula ha fatto 2 gol, ha fatto qualcosa in più, però non è che ci sono stati tanti tiri in porta da parte di entrambe le squadre, diciamo. Quindi accantoniamo il discorso calcistico, perché sembra che il destino sia già scritto per una serie di motivi. Tra l'altro è probabile che arrivi un'ulteriore penalizzazione.
E questo è un altro discorso che va affrontato ed è una penalizzazione che si va a scontare proprio in questo campionato. Per fortuna, direi, Per fortuna, per fortuna. Sì. Io non so in futuro, perché il giorno 16 scadeva e c'era la scadenza per il pagamento degli stipendi. Io non Sono so come state pagate. sono state pagate. Quello che so io, i stipendi sono stati pagati. Quindi già questo è, Poi- è importante. Non so altro, contributi. I Gli stipendi, contributi questi stipendi sono- sono stati pagati, però almeno, tu sai, io sono agrigentino dentro e fuori, non voglio fare più polemiche con nessuno, non voglio più parlare, però oggi la società è di una sola persona, è Alessi che sta gestendo tutto questo. È solo rimasto. Ed è dura, non parlerò più di altre persone perché mi sono stancato, basta, è come parlare al vento. Allora io dico, cerchiamo di chiudere questo campionato sperando che i signori che sono venuti, che sono stati così disponibili, questo è il così, discorso che dobbiamo così affrontare. gentili e cortesi, prendano questa squadra. Ecco, oggi parlare di partita di domenica, di parlare di punti di penalizzazione viene difficile, parlare di società, perché quando noi parliamo di società, una società è composta da tanti. Oggi questa società è composta da una sola persona e quando parliamo solo del presidente Silvio Alessi. Parlare sempre del presidente Silvio Alessi è facile, perché alla fine è solo lui, allora andiamo. Ognuno abbiamo le nostre colpe ed è giusto che ce le prendiamo tutti, cominciando da me e chi è stato nell'Agres, dobbiamo prenderci le colpe, perché se oggi ci troviamo in questa brutta situazione, le colpe le abbiamo tutti, perché ci siamo fatti abbagliare, ci siamo illusi tutti, ecco. E oggi è facile prendersela con una persona che è rimasta sola, ha le sue colpe come ce l'ho io, come ce l'hanno gli altri. Allora dico, cambiamo un po' il registro, vediamo. La cosa importante oggi è una. È importante salvare questo titolo, se si può salvare, perché tutto dipende da quello che diranno questi iniziari che sono venuti, questa persona che è venuta qua. Allora, se loro riescono a prendere la squadra, bene, allora noi possiamo andare avanti. Secondo me, se questi invece fra un mese non prendono la squadra, il calcio ad Agrigento sicuramente dovrà riniziare nuovamente da capo. Sì, sicuramente è finito. Allora a quel punto dobbiamo rimboccarci le maniche, perché abbiamo sbagliato. E quando dico abbiamo sbagliato tutti, ognuno con la sua parte. Parliamo un attimo invece di questa holding. Cioè, vedo che c'è stata una grande buona volontà ad incontrare i vertici societari, ad incontrare anche il primo cittadino. E non solo, ti posso dire che sono andati anche oltre a incontrare questi e volevano incontrare altre persone. Dice, se siamo... Allora, io dico, questo per fare, doveva partire il venerdì ed è partito il sabato, ha fatto un altro biglietto, non c'aveva. Dico, la gente non è così pazza da buttare soldi, quando magari hai più soldi però non li butti così. Poi io ho avuto modo di parlargli, perché sono venuti a Fontanelle, mi è rimasta impressa una cosa quando io l'ho ringraziato perché è venuto. Lui era entusiasta della struttura, aveva visto altre cose, poi c'erano i ragazzi, lui parlava di ragazzi, ecco, voleva rispetto per i ragazzi, ha detto, quando io dico speriamo che il prossimo anno possiamo fare questa categoria, lui ha detto più alta, non questa, più alta. Già significa, perché il progetto loro è partire dai giovani
quando ti parlano di giovani nazionali, perché loro magari hanno una cultura diversa, il calcio là è diverso, loro già parlano, ma giocatori in nazionale qua ce n'è, già ti fa capire quello che non hanno parlato della prima squadra, ma di questi giocatori cioè, dobbiamo rimborsare questi perché il settore già, cioè parlava come se lui già fosse dentro l'Agres. Ecco quello che a me mi fa sperare, andava sempre positivo, però in queste cose sappiamo che i tempi sono lunghi, anche perché è facile parlare da fuori, perché io volevo che andavano via e ci dicevano sì, abbiamo preso l'Agres, però alla fine uno che deve mettere dei soldi è chiaro, ci vuole vedere anche chiaro. Ci vuole vedere chiaro, però certo. dico, se ne sono andati, per quello che so io, soddisfatti, non hanno detto né sì né no, anzi hanno voluto incontrare il primo cittadino, sono stati in banca per vedere, cioè hanno fatto tutti i passi già necessari perché possano prendere l'Agres. Allora noi dobbiamo sperare solo a questo, Carmelo, perché poi le altre cose resteranno solo parole, perché certo. Senza di loro oggi non c'è un futuro, perché non c'è, noi non abbiamo, voglio dire, ad Arezzo si sono messi gli imprenditori e hanno raccolto 270.000 euro in 10 giorni. 270.000 euro in 10 giorni, chi faceva il cantante, chi l'imprenditore, cioè sono messi là, hanno raggruppato, così come Vicenza che stanno cogliendo i soldi. Qua la classe imprenditoriale fino ad oggi non voglio andare addosso a loro, perché gli sbagli nostri non devono piangere gli altri, anzi io voglio ringraziare chi ci è stato vicino, il sponsor che all'inizio sono venuti, che ha dato 5.000 euro come la SEA. Dobbiamo solo ringraziare chi, Pizza Stadio o quelli che ci sono vicino, quelli che sono Totò, ti posso dire, Capotavolo, quelli che ci sono stati vicino, noi dobbiamo solo ringraziarli per quello che hanno, per quel poco. Poi è successo che la Lega ha dato un altro torto, quello prima ci fanno giocare, poi ci levano il campo. Allora noi dobbiamo cercare di essere speranzosi che questi si prendano la squadra, perché sennò, Carmelo, per me, come la vedo io, è la fine del calcio ad Agrigento. Sarà dura ripartire, perché ne abbiamo avuto... Sì, no, tutto però passa, secondo me, attraverso una seria programmazione, che pare una parola così buttata così sì, al vento, ma è l'unica che permette poi nel tempo di raccogliere i frutti. Per programmazione intendo questo, stare vicino intanto a questo gruppo sicuramente che è ricco, che potrebbe fare la felicità della nostra società, ma circondarsi anche di persone, perché forse l'errore, di là senza voler fare polemica con chi c'è stato, l'errore della vecchia dirigenza, però dico sicuramente si deve attrezzare una società con tutte le figure professionali al posto giusto, perché non si possa incorrere nuovamente nell'errore precedente, con un uomo di fuori, circondato di persone che magari non hanno curato nei dettagli gli interessi della società, ma magari anteponevano gli interessi personali a quelli collettivi. Dico, quello che conta è che si formi veramente uno staff dirigenziale di medici, fisioterapisti, di tutte le categorie professionali, dai magazzinieri all'addetto al marketing, cioè al segretario, al direttore sportivo, all'accompagnatore, al direttore generale, perché se si vuole fare il professionismo, io penso che si deve passare attraverso questa programmazione, non si può improvvisare, cioè un anno, vabbè, butto i soldi, faccio la squadra e poi non curo il settore giovanile, dove si debbono allenare, come si debbono allenare, prevedere i budget per il settore giovanile, per la prima squadra,
cioè dare finalmente luce a questo Essereto sempre spento, cioè, perché dico, io non vorrei che ci si illudesse più di tanto, veramente i tifosi ormai non credono più a niente e quindi si illudono poco, però lo sappiamo come sono, si passa dalla depressione più nera, ormai alla fine del calcio, che arrivano, invece purtroppo la Serie C nel nostro piccolo, io l'ho detto altre volte, l'Agragas è come se fosse la Juventus, si deve attrezzare, è una società professionistica a pieno titolo e con tutte le, proporzionalmente col budget che l'Agragas e col budget che la Juve, però cioè la struttura ci deve essere, non si può arrivare a fine campionato con un solo uomo al comando, che è Silvio Alessi, cioè, anche per chiudere questa prima parte, poi ci sarà pubblicità. Io volevo dire, sì, no, ti faccio parlare. Volevo dire una cosa importante, cioè sono spese che vanno moltiplicate per 4 per 5, perché non è solo la prima squadra che parte, sono 4-5 squadre che partono, che hanno le stesse trasferte della prima squadra, e l'Agragas in questo momento sta onorando tutte le trasferte, non c'è stata nessuna rinuncia, e quindi questo vuol dire che è una buona volontà per non passare né il campionato di Serie C e neanche i campionati Beretti, Under 17 e Under 15. Anzi, ti voglio dire di più, che qualche società di Lega Pro ha avuto dei problemi, noi potevamo vincere le partite a tavolino e invece abbiamo accettato di rinviarli, perché secondo noi non era giusto. Poco fa, quando parlavi di professionalità, io ti voglio dire che a settembre è entrata una persona che secondo me sta tenendo tutto in piedi, ed è Ernesto Russello, perché da quando è entrato Ernesto è cambiato tanto dentro quella società, perché Ernesto sta facendo tutto insieme al segretario. Si è caricato tutto sulla spalla. Senza, io ti posso dire, perché dico, senza Ernesto Russello oggi saremo sicuramente, oggi Alessia avrebbe buttato la spugna già da prima, perché quando è arrivato Ernesto, che poi sono entrato pure io, ha preso tutto in mano. Non ti dico quello che c'era, perché è negli occhi di tutti, però ti voglio dire, Ernesto è stato, non mi può smentire nessuno, Totò. Ernesto è stata una persona seria e corretta. 3 anni fa, quando ha capito i meccanismi, è venuto al Torre del Grifo, è stato 3 minuti, ha parlato 3 minuti, ha lasciato tutti e se n'è andato. E là ha detto: così non si va avanti, perché Ernesto Russello è un uomo di calcio, uno che capisce di calcio, conosce le persone, e lui già 3 anni fa aveva detto la fine che avremmo fatto andando avanti in quel genere che c'è. E io ti posso dire che io, che facevo parte di quella società, io per questo dico abbiamo sbagliato. Io ho parlato, ho detto questo perché siccome la proprietà è nuovamente straniera, speriamo che lo sia. E questo, speriamo che metta per gente... non incorrere nuovamente nel rischio, perché quando la proprietà è agrigentina, capisci? Conosce uomini in realtà, speriamo tifoserie, dirigenti, imprenditori locali, uomini di sport e non. Siccome speriamo e ce lo auguriamo che nuovamente ci sia qualcuno che ci dia una mano, e sarà nuovamente una mano straniera, che attorno si crea finalmente, perché come dicevamo scherzando, magari questi hanno la disponibilità, dice ma perché non la possiamo scrivere in Serie A? Perché i meccanismi magari del loro calcio con il nostro siano diversi, per cui ci voglio gente che conosce bene le carte federali, che conosce, capisci? Un po', ecco, questo non dobbiamo ripetere. Ora riprenderemo questo discorso che è molto interessante, mandiamo un po' di pubblicità e dopo riprendiamo questo discorso. Hai un immobile da vendere? Cerchi casa? Ti serve un ufficio, un locale commerciale o cerchi un terreno? Biro Affare è l'agenzia immobiliare che fa per te, attenta alle necessità di venditori ed acquirenti.
Vieni a trovarci a Favara oppure vai sul nostro sito. Troverai assistenza, competenza e cortesia e l'affare immobiliare che cercavi. Per la tua pubblicità su TVA chiama il numero 337 96 55 60. Ritorniamo in studio e il discorso comincia a diventare molto interessante, però io preferisco, anziché parlare del passato, ecco, parlare di quello che potrebbe essere il futuro. Totò, tu che giudizio dai, così sommariamente dall'esterno, a questa holding iraniana che mi è sembrata molto esigente in determinate cose, ha parlato pochissimo, quasi o niente, però ha portato avanti un discorso quasi personale. No, dico, è ammirevole il fatto che ha voluto conoscere proprio la realtà andando a Agrigentina, andando in giro per la valle, anche da un punto di vista, cioè volere sentirsi agrigentino, cioè cercare di diventarlo, anche se non lo è, un agrigentino, per riferirmi al discorso che faceva Franco, proprio questo, cioè ci vuole quell'agrigentinità, quel senso di appartenenza, perché, come dico, siccome si tratterà nuovamente di una dirigenza straniera, è importante che ci sia, ecco, questo connubio con la città, con i tifosi. Non pensi che in previsione di tutto questo, la domanda è chiaramente rivolta anche a te Franco, non si cominci a lavorare in questo senso, cioè la scelta degli uomini, l'organizzazione, perché bene o male un po' di storia, 3 anni insegnano. Prego. È normale che già qualche cosa c'è stato, anche perché c'è una persona che da 2 anni che ci sta mettendo la faccia, che è l'avvocato Caponnetto. Tutto quello che ha fatto l'avvocato Caponnetto io gli dico che è solo un pazzo può farlo, però lui è un pazzo innamorato dell'Agres. Innanzitutto ci crede in questo progetto. È questo. Io poco fa ti dicevo, loro venendo hanno 2 persone secondo me, anzi sono 3, la terza non la dico perché non vuole essere citata, per me lo conosciamo tutti, quello che ha portato realmente questa trattativa, però ti voglio dire che loro hanno la fortuna di avere 2 persone come Caponnetto ed Ernesto Russello, 2 persone serie, oneste, che loro si possono affidare tranquillamente, perché io sono convinto di una cosa: chi lavora deve essere retribuito. Allora, però se io devo portare il pane a casa, per me una società la voglio che duri 10 anni, 20 anni, 30 anni. E questo è il motto che ha Ernesto Russello. Però se io invece non me ne frego, cioè dopo 2 anni la società può pure fallire, però dico, lo sbaglio lo fa sempre chi mette le persone. Allora, come queste, come diceva Totò, sono di fuori, come era la vecchia proprietà. La vecchia proprietà si aveva scelto gli uomini, loro. Non voglio entrare più in queste discussioni. E quella è una storia che ormai è finita, penso, no? Ora, questi di qua, io dico, siccome hanno conosciuto l'avvocato Caponnetto e un'altra persona, poi c'è uno che è del loro paese, Amid, che sta facendo tutto, è una persona in gamba e già si vede, ha conosciuto Ernesto Russello, c'ha l'avvocato Caponnetto, per me sono una garanzia. Poi ad Agrigento ci sono altre persone che possono affiancare, io non metto veti, poi che ci sia Ciccio Nobile o meno, no? Ciccio Nobile sarà l'ultimo chiovo del carro, però io dico, se si vuole fare una società, questa società deve ripartire da Ernesto Russello, perché posso assicurare, lo dicono i fatti, che è una persona competente, seria e onesta. E allora con Caponnetto è una persona che non vuole essere nominata perché
e alla fine è l'artefice della... c'è Hamid che avrà le sue conoscenze, Ernesto Russello, prenderanno le persone, si affiancheranno le persone che saranno come loro, oneste e puliti. Poi il calcio Totò, tu fai una grande squadra e puoi retrocedere, però sicuramente non si andrà a rischio di dire ci sono i soldi, non ci sono soldi, mancano i soldi, non c'è questo, non c'è quello. Ci vuole persone, come dice Totò, onesti nel lavoro, devono essere retribuiti, perché io non credo mai a quello che dice io lo faccio, non voglio essere pagato. Io parlo da me stesso, se io non farei questo lavoro, se io cambierei solo con il calcio, è normale che io voglio essere retribuito per quello, se non mi dai il rimborso spese, quello che a me mi tocca, anzi di meno di quello, però me li dai perché io pure però quando c'è qualcuno che dice vabbè io lo faccio perché per amore dell'Agras, io lo faccio per... là comincio a essere diffidente, perché il pane a casa lo dobbiamo portare tutti. Sicuramente. C'era una nota, ti voglio dire una cosa prima, mi è venuta in mente, c'era una nota pubblicità alcuni anni fa che diceva le 3 grandi paure dell'uomo sono il tradimento, la morte e la retrocessione. Ora dico, la retrocessione non è un disonore se alle spalle c'è una grossa società, c'è quella società che ci auguriamo tutti si possa riformare. Il problema è di non incorrere in gli errori del passato. Ecco, farne tesoro, almeno chi ha la memoria storica che l'abbiamo vissuto, indirizzare a fare le giuste cose, riportare l'entusiasmo, penso che non ci voglia molto. Abbiamo toccato il fondo. Perché l'euforia viene senza che tu te l'aspetti. Sì. Io mi ricordo l'anno in cui l'Agregas fu promossa dalla Serie D in Lega Pro, è venuto Le Grottaglie come allenatore. Lui, assieme ai giocatori, per dare l'input, per dare entusiasmo, ha cominciato a dipingere i gradoni dello stadio per renderlo più bello alla vista, i tifosi che gratuitamente si sono prestati per dipingere, insomma si sono messi a disposizione per fare dei lavori. È il primo passo per riportare entusiasmo. Ecco, bisogna ritornare a quei tempi. Il primo passo penso che sia proprio questo, più che allestire la squadra, la gente il giorno in cui vedrà arrivare allo stadio Sereto le famose torri con i tir, le cose, con i bobcat che mettono al lavoro, penso allora crederanno in un progetto a lungo termine, perché una dirigenza, perché fatto scontato che non lo farà il comune, che lo fa il privato, un privato che va incontro a fare un'operazione di questo genere sullo stadio significa che ha interesse almeno per alcuni anni a tirare la baracca. Il nostro problema è stato proprio questo. Quando la nostra barca societaria incominciò a vacillare, abbiamo visto che queste torri non si alzavano proprio perché non c'era più un progetto, anzi era un progetto a finire, quindi figuriamoci se avessero avuto... Ecco, io voglio ricordare anche una cosa molto importante. Tante volte si dice che parlare del passato non serve a niente, io invece sono del parere opposto. Il passato bisogna ricordarlo per costruire per il futuro. Per evitare gli errori. Solo che tante volte, ecco, ricadiamo sempre negli stessi errori. E gli errori sono che alla fine, quando si porta avanti un progetto dispendioso come quello che ha fatto l'Agregas, poi si arriva al punto che non ci sono più soldi e si annaspa. E allora, sabato scorso c'è stata la presentazione di un libro di Basilio Borgo, il 18°. Io pregherei alla regia di mandare in onda queste interviste, poi c'è anche l'intervista con Gaetano Sconzo, un giornalista anziano della Sicilia che ha sempre scritto e che lui ha avuto sempre un occhio particolare per i colori biancazzurri, c'è stato sempre molto vicino all'Agregas e vederlo in queste condizioni ci è rimasto anche male. Seguiamo questa intervista che ritengo che sia abbastanza interessante per vedere cosa ne pensa anche la gente dall'esterno. Basilio Borgo, siamo arrivati alla 18ª
edizione di pubblicazione sull'Acragas. Ecco, spiegaci brevemente questa volta di che cosa si tratta. Si tratta del campionato 1980-81, l'anno della rinascita del calcio agrigentino. Si ritorna in Serie C, anche se era C2, dopo 13 anni di assenza. Da premettere che noi eravamo retrocessi nel 67-68, dopo 9 anni di Serie C unica. Per cui per noi fu una grande festa. Io ricordo ancora quando anche tu hai creato quella specie di sopra la gradinata, quel posto per le cronache, facendo vedere i risultati. Mi ricordo gli amici, purtroppo i tuoi colleghi non ci sono più perché sono Totò Ciacia e Gerlando Michalizio. E io mi ricordo l'ultima partita in casa col Gladiator alla penultima, insomma la partita della festa, che io ero in campo con la mia cinepresa, Super 8, e fece un bel filmato, anche perché questo filmato è stato anche in giro nei social. E mi ricordo sempre l'emozione del campionato vedendo il pubblico agrigentino invadere il campo, cosa che io non avevo mai visto. Perché io ho cominciato a venire al campo alla fine degli anni 50, quando ci fu la promozione a tavolino dell'Agas in Serie C, quindi non avevo mai visto un'invasione, l'avevo sempre sognato e quello fu il momento giusto. E mi ricordo che mi intervistò pure a me Gilotti di Sicilia, insomma fu una bellissima giornata. Parlando di Acragas, perché lui sta partecipando a questo mini convegno sulla presentazione di un libro di Basilio Borgo, ecco, lui ha espressamente sottolineato che nel suo cuore c'è anche un po' di biancazzurro. Ce lo vuoi spiegare meglio? Ma l'Acragas è stata sempre una squadra faro in Sicilia, anche se non ha avuto la possibilità di arrivare in Serie B o in Serie A, ma l'ha sfiorato tante volte, è una sede che quando vuole riempie lo stadio. Io ricordo l'ultima partita con la Cavese, è stata 4 anni fa, qualcosa del genere, e lo stadio ribolliva letteralmente, quindi questa è una sede che merita molto di più, però deve programmare. Noi dobbiamo prendere l'esempio dall'Atalanta, che ha uno dei vivai più numerosi d'Europa ed è chiaro che dalla quantità tira fuori la qualità e ogni anno schiera un sacco di giocatori costruiti in casa. L'Atalanta è riuscita a foraggiare di atleti in Serie B, il Virescit Bolcaleone, l'Albino Leffe e poi tutte le squadre dell'Interland. Quindi c'è qualcosa che funziona. Il Cagliari da 2 anni manda l'ultima squadra primavera a giocare in blocco in Serie C o nell'Olbia o in Toscana e fanno esperienze favolose. Il Cagliari ha preso un allenatore che allenava in Serie A come Beretta e gli fa dirigere il settore giovanile. Quindi bisogna capirle queste cose, che dove non ci sono grossi capitali, dove non ci sono grosse potenzialità industriali dietro il calcio, bisogna creare il prodotto in casa. È molto interessante stato questo intervento di Gaetano Sconzo, che parlava proprio di quello che dicevo poco anzi, la programmazione, che deve partire anche dalle giovanili, anzi soprattutto come in una realtà come la nostra, che è deficitaria da un punto di vista delle ricchezze imprenditoriali, per cui noi ne stiamo pagando le spese proprio per questo, perché un'economia in difficoltà come ad Agrigento non ha potuto supportare degnamente quello che era il bene primario dell'Acragas, perché ha altre esigenze, un'imprenditoria che in difficoltà non facilmente elargisce soldi in altre strutture ludiche come può essere il gioco del calcio, per cui ognuno guarda i bilanci familiari e aziendali e ha paura, o ha difficoltà a volere magari dare il contributo. Non c'è da rimproverare nessuno, la realtà nostra è questa, dobbiamo attingere a capitali stranieri, stavolta dobbiamo farne però tesoro. Dico, al di là degli errori delle persone, delle cose, dobbiamo fare sì che stavolta questo progetto non stimolarle, dobbiamo accoglierle. L'accoglienza, dobbiamo fare sì, perché dico, questo è fondamentale.
Solo un aiuto esterno ci può permettere di militare in questa categoria, se no dobbiamo rassegnarci, così come in altre realtà come a Caltanissetta, altre zone dove il calcio è quasi sparito o vivacchiano, perché la realtà di Caltanissetta non è diversa da quella di Sciacca non c'è più calcio, per esempio, questo è male. Il Trapani si mantiene grazie a Morace, che non è dei Trapani, ma è un grosso imprenditore. Dico, il Palermo con Zambarini, tranne il Catania, credo, con Polverenti, ma che aveva una grossa holding, una grossa cosa, è riuscito a mantenere, dico, il capitale di fuori ci vuole. Per ritornare al discorso, non penso che il presidente della Leonzio abbia fatto l'impianto di illuminazione e poi fra 6 mesi molla. Nessuno regala niente a nessuno. È un investimento per il futuro. È un investimento per il futuro, per cui la Leonzio, almeno per i prossimi 5-6 anni, la troveremo sicuramente in Serie C. Potrebbe anche retrocedere, come dice Franco, perché tu puoi allestire lo squadrone. Noi uomini di calcio sappiamo che si può anche retrocedere, anche avendo una buona squadra. Però se la società è solida, e ritorno al discorso della battuta poco fa, non è la paura, la retrocessione ci può stare nel gioco. L'importante è avere strutture solide che ti permettano di risalire. Ciccio, ci sono ragazzi pronti per entrare in prima squadra? Stiamo parlando di nostri giovani, i tesserati nostri. Carmelo, già ce ne sono parecchi che vanno in prima squadra, perché ti dico, siamo stati a Rende e non ne avevamo nessuno attinto dai giocatori degli allievi che stanno facendo bene, con Mauro Miccichè oppure da Dino De Rosa che ha i giovanissimi, o da tutti gli altri che fanno altre categorie, Palumbo, Ingrao, dobbiamo dire che stanno lavorando bene. Però come diceva Totò, io Totò un appunto che non ho visto fare, diciamo, all'Agras uno solo. Allora, questa società deve crescere con i ragazzi. Allora, gli interessi devono essere solo per la società, non propri, perché se io alleno la Beretti e il mister chiede 2 ragazzi, io gliene porto 3 e gli attingo dagli allievi. Allora, l'allievi attinge dai giovanissimi, ci deve essere un connubio. Certo. Allora, però se poi io, allenatore della Beretti, guardo il mio interesse e dico no, però io devo andare a giocare perché gli devo dare, dico, io parlo da me personale, o quello degli allievi non dà, tira i suoi interessi e dice io allievo non do. Io, ringraziando gli allenatori che da quando ci sono io ho chiesto e me l'hanno dato con tutto il cuore. Ecco, è questo quello che ti fa crescere, perché è giusto che i giocatori scalino a poco. Poco fa tu dicevi ci sono, fino a ieri ce n'erano 5-6 che sono stati con l'Agras. Sono stati, non è che non ci sono più, sono andati in prestito mi sembra, no? No, io parlo di ieri in banchina, sì, poi quelli che sono stati dati. C'è Sicurella in prestito alla Sant'Aldese, Rotola alla Sanremese, e ce n'è qualche altro che... C'è Tripoli, Leveque, poi abbiamo dato altre persone. Io ti dico una cosa, io un rammarico ce l'ho per Sicurella. Per me Sicurella è uno di quegli attaccanti che a me mi fa impazzire. Non lo so, poi ognuno la vede con il suo. Poteva ritornarci utile? Per me sì, ma io l'ho sempre detto, non ora, l'ho sempre detto dall'inizio, però la società ha fatto una cosa giusta, a farlo andare a giocare in almeno Serie D, perché gioca, però Carmelo dobbiamo rischiare, questi sono giocatori che noi dobbiamo rischiare, metterli in campo come ha fatto l'anno scorso il mister. Per questo ti dico, noi abbiamo una società, cioè un settore giovanile buono, come diceva Totò, deve crescere. Quando si prendono le persone devono capire che chi va a allenare deve fare solo un interesse, ed è quello dell'Agras. Interesse personale, chi allena interesse personale non ne può fare, perché l'orgoglio di un allenatore, il mio orgoglio è uno, quando un giocatore va a finire in prima squadra.
allora io sono orgoglioso. Quando un giocatore di Mauro Miccichè va a finire, a me penso che Mauro è orgoglioso, così da Dino De Rosa o altri come ho detto poco fa. Questo è il vero valore che si dà alla società. Perché io quando dico delle persone, poco fa Totò diceva dobbiamo ripartire alle persone giuste, bravo. Io lo dico, non voglio più entrare in queste polemiche. Io ho avuto dei problemi con Giavarini, ma non perché io ho avuto problemi con lui personalmente, è perché persone venivano da me a dirmi una cosa, andavano da lui e allora ci siamo presi. Però dico, alla fine, non lo sapete, alla fine è stata una persona che ha messo tanti soldi ed è stato raggirato, perché se uno mette tanti soldi e poi alla fine è stato raggirato, ma non certamente da me o da chi, Copernesto o altri che si erano vicini. E allora, come dice Totò, bisogna scegliersi pure le persone giuste, perché se uno viene da me mi dice che Carmelo Lentini, sai, Carmelo è così, io la prima cosa che faccio, sai qual è? Subito la metto da parte. Ecco, bravo Totò, le persone si devono scegliere e ci vuole sempre un bene comune, dobbiamo essere tutti uniti e remare per la stessa cosa, perché come ti dicevo è la cosa bella. Ieri sono stato a Siracusa, quando entra Caternicchia o stava entrando Merluzzo o Calogero Minacori è entrato, c'era Silvio Banchina, Petrucci, cioè tutti riempi il cuore si fa danno, ma non perché prima di me c'è stato qualcuno che l'ha allenato, però io in questo momento ero orgoglioso di questi ragazzi. È chiaro questo. Questa è la mia. Per un attimo cambiamo disciplina e ci occupiamo un attimo di basket. Abbiamo un servizio e anche un'intervista in coda con il tecnico della Fortitudo, Franco Ciane. Può partire il servizio. Trasferta amara per la Fortitudo Moncada-Agrigento, i bianco-azzurri tornano a casa a bocca asciutta. Hanno ceduto la posta in palio alla Virtus Roma subendo il punteggio di 89-72. Partita comunque equilibrata, giocata a viso aperto per i primi due quarti. Poi nel finale sono stati i capitolini ad avere la meglio, a salire in cattedra, conquistando così i 2 punti. A fine match queste le parole del coach Franco Ciani. Abbiamo giocato 26, 27, 28, quelli che sono minuti, fino al 61-60 per noi, direi molto diligenti sul piano gara, sulle scelte, sulla presenza difensiva, sulla pazienza contro una delle squadre che sa essere tra le più aggressive in assoluto in certe situazioni, soprattutto sugli esterni. Tutto questo lavoro sicuramente dispendioso, sicuramente ben eseguito, ci ha portato a questa sensazione di vantaggio, superando anche la prima spallata in avvio di seconda parte di gara con le 3 bombe consecutive loro eccetera, ma siamo riusciti nonostante questo a rimanere in scia e a tornare avanti. Poi abbiamo preso un parziale nel giro di 3-4 minuti negativo e, come purtroppo qualche volta ci accade, da questi parziali, soprattutto quando siamo un po' più affaticati, non sempre abbiamo l'energia e la lucidità di recuperare. Oltretutto, come ormai ci capita dall'inizio dell'anno in svariate forme, siamo sempre con rotazioni risicate in qualche ruolo e anche oggi giocare contro la pressione e il ritmo degli esterni di Roma, perché poi bisogna negare i tiri in uscita, tenere Thomas 1 contro 1, non far tirare Chessa, lavorare sul pick and roll. Noi abbiamo un esterno in meno, quindi sicuramente Williams, Evangelisti, cioè giocatori a cui abbiamo chiesto uno sforzo fisico maggiore, e sono arrivati alla fine anche con un patrimonio di energie più ridotto, e questa cosa qui, quando ha aperto il divario del numerico fra le due squadre,
chiaramente poi ci siamo spenti come una candela in una campana di vetro, perché piano piano è mancato l'ossigeno. Bene, ritorniamo in studio. C'è una squadra che può essere seguita all'Esseneto, è quella della Berretti. E sì, sabato ci sarà un appuntamento molto interessante. Cioè, l'Agragas praticamente andrà a duellare con il Catania. Sì, sabato viene il Catania che già è primo in classifica matematicamente, già è 3 anni che hanno vinto il campionato. Noi se vinciamo questa partita possiamo avere buone possibilità di giocarcela all'ultima alle 11 per fare i playoff. Già si parla di playoff con le giovanili. Perché il nostro obiettivo era questo all'inizio campionato, poi per vari motivi ci troviamo imbelecati in queste cose. Però siccome noi speriamo che abbiamo tutti a disposizione, se no attingerò agli allievi, anche perché mercoledì abbiamo la prima squadra che giochiamo con il Trapani. Sabato giochiamo noi e la prima squadra domenica va a Cosenza. Vediamo se sarà possibile, come si è fatto qualche altra volta, che magari prendiamo i 2 o 3 giocatori e li facciamo giocare e poi andiamo a Cosenza. Se no, bene, perché come dicevo prima, per me la cosa primaria è la prima squadra e poi veniamo tutti noi a scendere. Però invito tutti a venire allo stadio sabato, perché sarà una bella partita. A che ora, Ciccio? Dovrebbe essere 14:30, perché di solito le partite sono alle 14:30, a meno che non ci chiedono di spostarla. Noi sappiamo alle 14. Anche perché ora ci sarà l'ora legale. Sì, sabato prossimo. Sabato Totò sarà il nostro medico, anzi ne approfitto per ringraziarlo. Poi ti dico che anche noi in prima squadra c'è il dottore Taverna, che è il massimo, no? Sta come un padre, così come Totò sta con i ragazzi, perché i ragazzi me ne hanno parlato bene. E costituiscono un bel capitale questi giovani. E questo, per questo dico, e va salvaguardato. Per questo dico, sabato invito tutti a venire allo stadio, a vedersi questa bella partita. Poi alla fine bisogna applaudire tutti, chi ha vinto e chi ha perso, perché sicuramente sarà una bella partita. E poi il Catania, dai. Poi, certo, il Catania probabilmente non lo vedremo più, perché magari sale di categoria. Io da siciliano, almeno io da siciliano, mi auguro che sia il Catania a vincere il Siamo campionato. Stati sempre tifosi sia del Catania che del Palermo. O il Trapani che vinca il campionato, come possa vincerlo il campionato, possa vincerlo il Palermo. In eccellenza, poco fa tu dicevi c'è il Licata. Magari il Licata andrebbe in Serie D. La rivalità calcistica è una cosa, lo sport è un altro. Anche se dici, tu puoi avere simpatia per il Marsala, però io preferisco sempre le mie squadre siciliane. Poi la rivalità calcistica resterà tale, perché quella su quella, però è giusto che io mi auguro che il Canicattì vada ai playoff e vinca, o qualche altra vigentina e vinca il campionato. Già entrato possiamo andare al quinto posto. Sì. Possiamo andare, diciamo, in Serie D con 2 o 3 squadre. Anche il Pro Favara ha vinto fuori casa sul campo della terza in classifica. Gerlando Contino è come quello che invecchia, il vino invecchia e si fa buono. Non solo segna, ma sta dando una grande mano, perché da quando se n'è andato Gaetano so che lui ha preso le redini della squadra, ma Gerlando lo conosciamo bene, è quello che ci ha portato in Serie D, perché poi noi ricordiamo varie Arena, però non ci dimentichiamo mai del nostro capitano Collino, per un agrigentino puro sangue. E io faccio in bocca al lupo a tutti, come vorrei che si salvasse Camarat, il Campofranco, il Mussumele per una cosa stima, perché ho giocato là, tipo tutti gli agrigentini
ritornasse il calcio a sciacca. Dico, vorrei questo, dobbiamo essere tutti uniti. A Raffadale mi piange il cuore, io ho giocato 9 anni là, mi piange il cuore non vedere il Raffadale, l'Empedoclina che ho avuto il piacere di allenare. Comunque, ora in zona playoff. Speriamo che insieme all'Atletico Aragona, perché Aragona è un'altra società dico, io mi auguro che tutte queste squadre riescono e devono essere un traino per noi, perché è così, come diceva Totò, dobbiamo essere tutti uniti, anche al settore giovanile, a Porto Empedocle, Siculiana, da tutte le parti ci sono società che possiamo fare un satellite incredibile. Noi abbiamo gente come, che ti voglio dire, Castiglione, Catalano, Colucci, tutta gente che ha giocato, che è stata, questa è gente che può e deve essere dentro alla gara, chi con un ruolo, chi non altro, però rispettando sempre le posizioni. Eccolo. Ecco, vogliamo lanciare un messaggio invece, ritornando a parlare di Akragas e la prima squadra, ai tifosi. Il messaggio che si può fare in questo momento qual è? Oltre quello di fiducia per il futuro. Totò. Il problema, i tifosi, come ti stavo dicendo, però sono nella fase massima di depressione, di disillusione, c'è grande disillusione anche sull'unica trattativa poi in fondo seria che c'è stata in tutto questo periodo, diciamo, perché le altre sono state così, delle semplici passerelle, mentre questa è una trattativa seria, al di là dell'esito finale, che noi ci auguriamo sia assolutamente positivo. L'appello ai tifosi è di stare uniti, il gigante non muore, passano le società, passano gli allenatori, i presidenti, i calciatori, però bisogna credere in questo vessillo, in questi giganti, perché no? Fare sì che se si riesce a trovare finalmente la conclusione di questa trattativa si possa nuovamente tornare all'Esseneto, sicuramente, perché in Serie D non ci sarà subito l'assillo dell'illuminazione, anche se penso che il primo passo che la nuova società dovrebbe fare, al di là della categoria in cui militiamo, sia proprio quello di mettere mano subito allo stadio, per dimostrare proprio quello che dicevo poco fa, la serietà del progetto. Perché questo, il tifoso ormai collega il progetto all'illuminazione, più che alla squadra, all'allenatore che va via, che viene cambiato, ai calciatori che vanno e vengono. Perché ed è giusto questo ragionamento, anche del semplice tifoso umile, perché sono due cose che vanno di pari passo. C'è l'impianto di illuminazione e quindi è una società che vuole fare cose serie. Vuole fare un passo avanti. Ho fatto l'esempio del presidente della Leonzio, che ha ristrutturato uno stadio che non è l'Esseneto, uno stadio fatiscente, però ha impegnato soldi, ha rimesso, ha fatto quello che ha potuto, ma ha messo in regola uno stadio. Voi pensate che questo signore dopo un mese, 2 mesi, 6 mesi molli? Non può mollare, dopo che ha regalato al comune di Lendini un patrimonio, uno stadio, lui stesso, capisci? Quindi per questo dico, dobbiamo fare sì che questa nuova società, il primo passo ufficiale, più che fare lo squadrone, è fare l'impianto. Quello è il segnale che si vuole fare seriamente calcio ad Agrigento. Lui stesso, il presidente del Leonzio, ha detto 4 anni fa non c'era neanche l'acqua. Ma poi tra l'altro mi sembra che sia una squadra che ha prelevato un titolo sportivo. Non lo so io. Forse negli anni precedenti. Però sì, e si è rilanciato con questo titolo praticamente. Questo presidente l'ha detto lui in un'intervista, 4 anni fa non avevamo neanche soldi per l'acqua. Oggi è una grande realtà, perché la Leonzio oggi è una grande realtà. Poco fa diceva bene Totò. Io ai tifosi dico una cosa. Noi siamo ripartiti perché stavamo retrocedendo, se ti ricordi nel 2011 quando poi l'Agrigentina, la famosa Agrigentina. Sì, io ho preso la squadra, ho allenato la squadra, siamo andati a giocare in 7 e ti posso dire una cosa, che mi ricordo che poi quando c'è stata la fusione c'erano molti che volevano l'Agas. Io a quel punto ho chiamato il presidente Sperlazzo e gli ho detto solo una cosa: Gioacchino, tu vuoi che l'Agas vada avanti o che l'Agas
viva così, in giornata. Lui mi ha detto che voleva che la squadra andava avanti, allora ho detto guarda, io posso entrare in società gente che vuole e ha un progetto, però il problema è che non ci sono i soldi per pagare né titoli né niente. Lui mi ha detto vabbè, ci devo pensare, non sono passati 5 minuti, mi ha detto l'importante è che l'Agras vada avanti, quello è l'amore dell'Agras, e poi è ritornato. Io ricordo che quando abbiamo perso la finale, Carmelo, con la Cavese, il primo anno che Silvio Alessi era entrato, era entusiasta, però non voleva più, non voleva fare calcio. Allora che cosa è successo? Che fuori dallo stadio quei magnifici tifosi, che solo loro potevano farlo, lo hanno convinto a rimanere, così come quando abbiamo perso gli spareggi in Serie D hanno fatto lo stesso. Allora io dico, il traino deve essere il tifoso, però come dice Totò, il tifoso oggi vede solo una cosa, vuole solo la continuità e la vede solo in una cosa: Torri Faro. Torri Faro, allora, e ritornare a giocare a Pessinense. Sì, perché se c'è una società, qualsiasi società che fa i Torri Faro, là significa continuazione come le 11. Certo. Il comune ha messo il Mandelboso nel piano triennale, quella è un'altra cosa, però oggi il tifoso vuole vedere i lavori. Io sono convinto che i tifosi, appena verranno questi benedetti Torri Faro, che si lavorerà, Carmelo, lo stadio si riempirà, se siamo in eccellenza, se siamo in Serie D, se siamo in Serie C, se siamo in promozione, perché il tifoso agragantino ha sempre dimostrato che quando c'è un progetto i tifosi ci sono. Questo è quello che... Ma speriamo che le cose vadano bene avanti, che questa holding iraniana sciolga finalmente la riserva, però se le prospettive, per come si è detto nel comunicato stampa, sono quelle e sono ottimistiche, speriamo che questo possa avvenire, diciamo, prima che termini il campionato, perché ci vuole una spinta di positività per cercare di andare non avanti. partire ancora una volta anche in una categoria inferiore col piede sbagliato. Se la chiusura di questa trattativa avviene per tempo, c'è la possibilità, ecco, di programmare per bene un campionato di Serie D. Ora evitiamo, poi quello che viene poi ci prendiamo. Poi magari ci sarà un'estate di illusioni, ci ripescano, poi il tifoso andrà incontro a queste cose. Noi dobbiamo partire da un presupposto: se noi retrocediamo e si fa la società, noi siamo in Serie D, poi tutto quello che succede è tutto guadagnato. Come hai detto tu poco fa, che quelle sono, bisogna avere le persone giuste al loro posto, azzerare tutti i debiti. Ecco, se io devo prendere persone che so che sono competenti, che hanno una competenza calcistica, che amano l'Agras, ma non perché non sono pagati, no, che amano l'Agras e che fanno il bene della società. Questo, qua ad Agrigento abbiamo tanti ex calciatori. Io, Carmelo, fammela dire questo, io vedo Gino Casella e a me mi piange il cuore. Quando lo vedo in tribuna che a volte dice qualche cosa mi piange il cuore, perché qualcuno lo può interpretare male, però io so che Gino Casella è come Ciccio Nobile, perché se io sarei al posto di Gino Casella farei le stesse cose, non mi nascondo a dirlo, perché amo l'Agras. Gino Casella ama l'Agras e tenerlo, non dargli un ruolo in società in questi anni, secondo me è stato uno sbaglio, incominciando da me a non dare pressione, ma non perché uno che ama l'Agras e se ha qualche cosa da dirla, la dice. Perciò se qualcuno deve giudicare, deve capire che chi ama l'Agras, che ha l'Agras nel cuore, ragiona in quel modo.
Ecco, per questo dico che ci vogliono gente che veramente ama la Vediamo un po' quello che succede. Dobbiamo prima dobbiamo ricombattarci, pianificare la situazione, essere tutti uniti e poi pensare, ripartire da qualsiasi categoria, ripartire con gente giusta, mirata, perché Carmelo, il primo anno noi ci siamo salvati e c'era pure Dario Scozzer, diamo i meriti pure a Dario Scozzer, no? Un Agrigento, diamo i meriti. Però ti voglio dire, sempre con gente di Agrigento che ama l'arte. Quest'anno, come poco fa ho detto, se non c'era Ernesto Russello noi non saremmo neanche qua a fare forse trasmissione, saremmo parlati di basket, di tutte, che è una cosa bella, come invito la gente ad andare a vedere il basket, che è una squadra argentina e ci sta. E allora Ciccio, noi concludiamo questa 26ª puntata. Non abbiamo parlato né del prossimo avversario dell'Akragas, anzi dei prossimi avversari, perché di qua al prossimo lunedì noi già avremo giocato 2 partite con il Trapani e con il Cosenza. Ci siamo potuti soffermare su quello che potrebbe essere il futuro dell'Akragas, chiaramente parlando anche un po' del passato, perché secondo me se non si parla del passato non si può parlare del futuro, perché sugli errori del passato si ricostruisce il prossimo futuro. Bene, io vi ringrazio per la cortese attenzione, ci rivedremo in occasione della 27ª puntata, grazie per la cortese attenzione appunto e buonasera a tutti.